Oggi la sua presentazione come candidato sindaco, quali sono i suoi obiettivi e soprattutto vuole riprendere da dove si è fermato? Assolutamente sì, abbiamo elencato poi i lavori fatti, 6 milioni di euro di contributi, che è un record per Conegliano presi nel 2010. E diciamo che il buon lavoro che stavamo facendo è stato interrotto in maniera brusca, ma siamo convinti di ricominciare da lì e di avere anche grandi sogni per questa città. La nostra è una città meravigliosa, d'altronde l'amiamo, vogliamo fare io il sindaco di Conegliano e gli altri gli amministratori perché siamo nati qua, la viviamo da sempre, la viviamo quotidianamente e lo riteniamo il miglior posto dove vivere. Certo ci sono grosse difficoltà e congiunture economiche, sociali e anche purtroppo sanitarie difficili oggi, ma siamo convinti che abbia grosse potenzialità e ripeto, 15 milioni di euro di investimenti in 3 anni con un anno e mezzo di Covid davanti, penso che sia un bel biglietto da visita di credibilità per la città. Sicuramente altre cose da fare ce ne sono, abbiamo, ripeto, le idee molto chiare e niente, penso che dobbiamo occuparci soprattutto, oltre che dei grandi eventi, come ho detto prima in conferenza stampa, anche e soprattutto delle difficoltà post-Covid, perché il sociale è una delle cose che ha sempre caratterizzato Conegliano, un investimento di circa 5 milioni di euro all'anno per il sociale, dobbiamo potenziarlo ancora di più e dobbiamo riuscire a venire incontro a quelle che saranno le nuove difficoltà post-Covid che mai abbiamo conosciuto e che ci metteranno a dura prova. Oggi è stata presentata la sua candidatura ma non ancora le liste. Tra le liste Forza Italia è conclamato il suo appoggio, cosa ci può dire a riguardo? Ma assolutamente sì, andiamo verso le 3 liste, abbiamo molta gente che ci chiede di entrarci, abbiamo la lista del sindaco, avanti tutta, quella su cui stanno lavorando, abbiamo Forza Italia, abbiamo Forza Conegliano, questa sarà probabilmente la compagine definitiva. Adesso è il tempo di sistemare, perché vogliamo presentare le liste insieme al programma definitivo e insieme ai candidati. Questa sarà la presentazione ufficiale che faremo, penso l'ultima settimana di agosto, assieme a tutte le associazioni di categoria che verranno convocate, a cui verrà illustrato il programma e da cui prenderemo spunto per migliorarlo ulteriormente. Ho detto un programma che è un work in progress perché assolutamente la città muta in continuazione, le città contemporanee sono così, hanno bisogno di nuovi stimoli continui e penso che le associazioni saranno quelle che dovranno darcelo. Oggi era la presentazione del sindaco, d'altronde doveva essere solo una conferenza stampa, ho visto moltissima gente e questo mi fa ben sperare. I suoi avversari la preoccupano e soprattutto pensa di avere una chance per poter di nuovo indossare la fascia da primo cittadino? Ma io penso che problemi non ne abbiamo assolutamente con nessuno dei candidati, d'altronde io non sono mai una persona che si occupa o parla degli altri, sono ben conscio di quello che è il nostro programma, di quanta gente ci appoggia e siamo sicuri di far bene, poi insomma abbiamo sempre un po' di scaramanzia tutti quanti nel dire le cose, i sondaggi che abbiamo sono assolutamente positivi, la gente che ci ferma, che parla con noi la conosciamo bene, per cui magari mi preoccuperei un po' di più al posto degli altri.